Buon pomeriggio a tutti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono i puledri ad aprire le danze con una prova per 13. Un 1 Diletta Trio, 2 Daria Lakshmi, 3 Dada del Ronco, 4 Dessi dei Greppi, 5 Dubai Step, 6 Dolly F. In seconda fila 7 Driffa di Meletro, 8 Dea Light, 9 Daphne Wisel, 10 Dolce Stella, 11 Damaris Griff, 12 Don't Touch B, 13 Daide Petral. Allenamento completato. Bene allineati quelli della prima fila. Vanno a lottare, problemi per Dada del Ronco. E allora sono veloci. Numero Dolly 3 F, Dada del Daria Ronco Lakshmi, che difende la corda. squalificato. Daria Numero che mantiene 5 l'iniziativa. Dubai Step squalificato. Mentre fioccano le squalifiche, sbaglia anche Dolly F che era in seconda Numero posizione. 6 Dolly F squalificato. E così dopo 214 Numero 9 4 Dessi dei rimane Greppi nettamente squalificato. in vantaggio Daria Lakshmi. Seconda posizione a grande intervallo c'è Diletta Trio che precede Dea Light, mentre prova ad avanzare all'esterno Damaris Griff, 39 per il primo quarto di gara. In seconda pariglia esterna c'è Daide Petral, quindi ancora gli altri con lungo la corda Dolce Stella, la quale precede Driffa di Meletro e Don't Touch B. 600 della testa passati in 47,5 con una frazione in 16,5 per la piegata di sinistra. Daria Lakshmi che guida, Damaris Griff che arriva con decisione all'esterno, cerca di andare all'attacco della leader, si sta avvicinando ai primi anche Daide Petral che passa in quarta posizione sui problemi di Dea Light che non tiene il contatto. Insiste intanto Damaris Griff con un 15 davanti alle tribune, ha dato il primo attacco a Daria Lakshmi che si è difesa e ha respinto l'avversaria per il momento. 1:17,3 il primo chilometro con in vantaggio Daria Lakshmi nei confronti di Damaris Griff. Poi Diletta Trio, si muove anche Daide Petral dalla quarta posizione e cerca di recuperare sulla testa della corsa. Intanto la leader ha fatto 15,5 il paletto della dritta opposta alle tribune. In vantaggio Daria Lakshmi nei confronti di Daide Petral che passa seconda e va in caccia della fuggitiva. Poi ancora Diletta Trio e Don't Touch B che si è mossa bene dalle retrovie a 200 dalla conclusione. Ancora una di margine Daria Lakshmi nei confronti di Daide Petral che prova ad attaccare all'esterno. Daria che si difende, Daide che attacca, insiste Daide su Daria che si difende. Daide Petral a 50 dal palo mette qualcosa avanti e passa nei confronti di Daria Lakshmi. Al terzo molto bene finita dalle retrovie Don't Touch B. 2-3-7 il totale, 1-16-9 il ragguaglio cronometrico per il successo di Daide Petral, Cesare Ferranti, Massimo Compagno, i colori di Mauro Prospero, il successo della figlia di Quaitisi che nonostante il numero 13 coglie un buon percorso e nel finale viene a battere una comunque valida Daria Lakshmi che ci aveva provato al comando ribattendo alle offensive di Damaris Griff lungo il percorso. Sul palo però è solo seconda. Al terzo posto Don't Touch B. 13, 2, 12, l'ordine arrivo molto probabile della prima dall'Arcoveggio.